Il 16 giugno del 1860 fu il giorno più atroce per Palermo, dove Garibaldi diede carta bianca alle sue orde che commisero violenze, stupri e saccheggi di ogni genere, veramente atroci quelli commessi da un certo Mele e dalla Porta, che Garibaldi aveva addirittura nominato ministro della sicurezza pubblica. Numerose furono le presenze straniere al servizio della spedizione dei Mille, anche queste dimenticate dalla storia ufficiale e dai testi scolastici. Nel frattempo, ad iniziare dal 26 giugno 1860, partirono da Genova, La Spezia e Livorno per la Sicilia numerose navi, con una media di una ogni 3 giorni per 3 mesi, trasportando in Sicilia 21.000 volontari. Moltissimi poliziotti e famiglie furono assassinati in modo veramente barbaro sotto gli occhi dell'indifferente Garibaldi. Furono saccheggiati tutti i monasteri e confiscati tutti i beni ed il denaro del clero. Il poeta Ignazio Butitta, poeta siciliano contemporaneo della vita travagliata, scomparso di recente nel 1997, scrisse la poesia Pirati a Palermo. Rosa Balestrieri, intorno agli anni 60, ha musicato questa poesia, da cui è nato un capolavoro davvero struggente. Arrivarono le navi, tante navi a Palermo. I pirati sbarcarono, culi facci d'inferno, arrubarono lo sole, arrestammo all'oscuro, che scuro Sicilia, chianci, tutto l'oro all'aranci, li pirati arrubarono, li campagni spucchiati, nella necchia lassarono, n'arrubarono lo sole, arrestammo all'oscuro, che scoro Sicilia, chianci, li colura do mare, n'arrubaro chi danno, son pazzuti li pisci, che lamento chi fanno, n'arrubaro lo sole, arrestammo all'oscuro, che scuro Sicilia, chianci, alle femmine nostri ci scipparo di occhi, la lussuria e lo fuoco che giumava gli specchi, n'arrubaro lo sole, arrestammo all'oscuro, che scuro Sicilia, chianci, n'arrubaro lo sole, arrestammo all'oscuro, che scuro Sicilia, chianci, Sicilia, chianci, Sicilia, chianci.